La tipologia, in questo caso stiamo parlando di un furto con un messaggio. La Polizia di Treviso Momento consegna ai stesso i cittadini due un'arma in più, inserito questi dati non mi un'applicazione vengono ideata dal nel comando e 17 realizzata da un'azienda 22 privata a 4 titolo partite del gratuito turno come strumento e di prevenzione contiamo sul di territorio. effettuare Praticamente un canale per segnalare presenze sospette oppure Ed furti, ecco, per mappare la città ed adattare così specifici interventi. questo ci permetterà di conoscere le motivazioni per cui quelli che sono dei criminali professionisti, perché di questo si tratta, hanno scelto quell'edificio, hanno scelto quel quartiere, hanno scelto quell'ora. Quindi in base alla mappatura poi aumenteremo naturalmente i controlli e segnaleremo eventualmente all'ufficio tecnico se c'è la necessità di implementare anche l'illuminazione pubblica, ma avviseremo anche il cittadino privato magari per degli edifici che possono favorire l'arrampicata dei ladri. Oltre all'applicazione Treviso Sicura, che sarà attiva a partire dalla prossima settimana, il comando si è dotato di strumenti sempre più sofisticati di controllo del territorio. Questa è una termocamera che identifica la presenza umana attraverso la rilevazione del calore nell'ambiente, poi il drone, anche questo dotato di termocamera. Specifici agenti a Treviso sono stati formati apposta per il loro utilizzo e per il rilevamento delle impronte digitali. Non aspettiamo di vedere le pagine dei giornali piene di notizie legate ai furti, interveniamo prima con pattuglie dedicate, con tecnologie dedicate e anche con una nuova app. Grande attenzione da parte dell'amministrazione al comando perché attraverso strumentazioni nuove e dotazioni nuove possiamo dare più servizi. Ai controlli di terra si aggiungono la nuova figura del security manager, incaricato di gestire al meglio il sistema di videosorveglianza e di interagire con le altre forze dell'ordine. Insomma, un investimento consistente che risponde ad una precisa politica di intervento sul territorio. Già nella giunta di ieri abbiamo fatto la richiesta di altre 15 telecamere, quasi tutte posizionate nei quartieri e ancora con qualche unità in centro storico. Interverremo in tutte quelle zone che sono oggetto di segnalazioni.